Intervento dell'eliambulanza giovedì pomeriggio intorno alle 16:30 nella città di Sora tra Sant'Antonio Abate e la Madonna delle Grazie. Il personale medico e sanitario a bordo del velivolo si è recato sul posto per prestare soccorso e recuperare un anziano rimasto ferito. Dalle prime informazioni sembrerebbe che l'uomo residente nella zona Pontrigno e affetto da Alzheimer si sia allontanato dalla sua abitazione senza riuscire a farvi rientro. I soccorsi sono stati allertati da alcuni ragazzi che si trovavano nei pressi del Palazzo della Cultura e che hanno sentito delle urla. Una volta scattato l'allarme, l'elicottero dell'Ares 118 si è recato sul posto e gli operatori, dopo aver stabilizzato l'anziano, lo hanno caricato sul mezzo aereo per trasportarlo in ospedale e sottoporlo alle cure del caso. Sul luogo sono intervenute anche le forze dell'ordine.